Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. In merito al pestaggio avvenuto domenica annuale ai danni di un autista dell'ACTV, ecco quanto dichiara Marino De Terlitti, segretario generale aggiunto della FIT CISL Veneto. Purtroppo rileviamo che il problema stia assumendo una dimensione in grado di mettere a rischio i lavoratori nello svolgimento del servizio, ma anche nei confronti dei passeggeri. Chiediamo ad ACTV e agli enti locali competenti, città metropolitana e comuni, che ad esempio impieghino maggiormente i vigilantes nei depositi periferici nei momenti più critici della giornata. Pertanto, continua, ci rendiamo immediatamente disponibili chiedendo anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di attivare degli incontri con la direzione ACTV per affrontare con azioni concrete tale problema a tutela dei lavoratori. Parliamo di sanità. Ci sono 1.300 milioni di consumatori di tabacco in tutto il mondo. Ora sono arrivate le sigarette elettroniche e la situazione diventa preoccupante, in particolare in ambito giovanile. Lo sottolinea l'ULSS 3 Serenissima in occasione della giornata mondiale contro il tabacco che si celebra venerdì 31 maggio. Le sigarette elettroniche, spiega Massimo Zuin, direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria veneziana, sono spesso promosse come prodotti di consumo a rischio ridotto, socialmente accettabili. Questi messaggi promozionali hanno la potenzialità di normalizzare il fumo e incentivare l'uso di prodotti a base di nicotina, che, come il tabacco, sono dannosi per il consumatore. E studi a livello nazionale e internazionale confermano che anche le sigarette elettroniche fanno male e che piuttosto che aiutare a smettere di fumare hanno l'effetto opposto. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento per l'erogazione di interventi di aiuto al reddito per le famiglie in difficoltà. L'approccio ora si fonda su una valutazione multidimensionale, vale a dire la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato da parte del servizio sociale professionale, che deve portare il destinatario alla riconquista della massima autonomia attraverso la sottoscrizione di un patto tra cittadino e amministrazione. Modifiche dettate dalle difficoltà che le famiglie hanno incontrato negli ultimi anni, caratterizzati da situazioni di criticità nazionali e internazionali, come ad esempio gli effetti del post-pandemia da coronavirus, che hanno portato all'affacciarsi ai servizi sociali di nuove vulnerabilità, inaspettate e sconosciute, aggravando le generali condizioni economiche e richiedendo quindi nuove politiche di sostegno. Per l'occasione sono intervenuti tanti ex colleghi, sia medici che personale sanitario, ovviamente vari familiari e il direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, ma anche il sindaco di Jesolo, l'assessore al bilancio e il consigliere locale della Regione Veneto. Il viale che dall'ingresso principale dell'ospedale conduce alla spiaggia di Nemo si chiama Viale Dottor Giovanni Marchesin, medico chirurgo jesolano. L'intitolazione, con tanto di scopertura della targa toponomastica che riporta il suo nome, è stata compiuta questa mattina. Giovanni Marchesin fu il primo medico e primario jesolano a lavorare nell'ospedale di Jesolo. La sua scomparsa è avvenuta il 23 marzo 2002. Ulteriori dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.